È una mostra che ha diverse chiavi di lettura, innanzitutto una ricerca storica, un approfondimento tra personaggi, in questo caso esploratori, Antonio Pecile che si rifà a Pietro Brassà, ma che in realtà approfondisce anche i luoghi e soprattutto un incontro tra due popoli, tra due credenze, la politica dell'Italia, la politica delle maninette in Africa, che non era quella di andare in cerca di colonie, ma di portare cultura, marcata dagli elementi essenziali della nostra cristianità, del nostro vivere, valori fondanti e fondamentali, che però ci fa capire come anche in Africa nel 1500 ci fosse un movimento culturale, un movimento di popolo che aveva una propria dignità, che si esprimeva attraverso l'arte, la musica soprattutto, e che trova la sintesi in questo luogo che permette agli studenti ma anche alla popolazione comune di capire come in fondo oggi l'Africa non è più l'Africa dove noi andiamo da migranti, ma l'Africa è tra di noi, di gente che viene dall'Africa, vive con noi un incontro di popoli incominciato nel 1800 ma che continua oggi con la globalizzazione anche qui a Fagagna in Friuli Venezia Giulia.